Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Francesca Torinato e sono operatore didattico museale. Colgo l'occasione per ringraziare Jacopo Marcello e tutti gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di essere oggi qui con voi. Questo appunto è il titolo del mio intervento: fare attività didattica in villa e sul territorio. Io appunto mi occupo di didattica museale ormai da molto tempo e in questa sede comunque non parlo a titolo personale, ma parlo a nome di un gruppo di lavoro, perché noi siamo tanti, siamo diventati tanti ormai nel corso del tempo. Faccio parte appunto di un gruppo di operatori didattici che fanno capo ad un'associazione culturale che si chiama Regola d'Arte, di cui appunto vedete il logo nella slide, di Conegliano, e che si occupa dal 2005, anno in cui è stata fondata, di didattica museale principalmente e di servizi culturali in genere sul territorio. Dunque l'organizzazione del mio intervento è stata pensata in questo modo. Io vi do adesso delle informazioni su come procede il nostro lavoro, perché noi siamo quelli che lavorano sul campo, diciamo, e quindi avevo piacere di farvi capire un po' come di solito si procede proprio nella struttura dell'offerta didattica, che parte da un incarico. Quindi noi ci muoviamo di solito su incarichi che riceviamo da parte di istituzioni pubbliche come i musei, di istituzioni private come le fondazioni, da parte di privati come appunto proprietari di dimore storiche o da parte di scuole. Una volta ricevuto l'incarico, noi procediamo ad una valutazione generale dell'intervento che non può prescindere da alcuni aspetti molto pratici e che sono relativi all'ambito tipologico, perché noi ci troviamo a lavorare in molti ambiti diversi. Quindi io non vi parlerò solo di ville venete, ma appunto di ambiti differenti, perché essendo un gruppo piuttosto numeroso abbiamo operatori didattici che hanno competenze diverse, che lavorano in ambiti molto diversi, per cui si va dalle esposizioni temporanee permanenti alle ville, ai castelli, alle fattorie didattiche, alle collezioni etnografiche, ai luoghi di culto. Quindi veramente si abbraccia in genere il patrimonio culturale presente sul nostro territorio. La valutazione prevede anche, nel momento in cui si riceve l'incarico, degli spazi a disposizione, perché se c'è spazio abbastanza, se c'è un'aula capiente, noi possiamo pensare di progettare anche il laboratorio didattico, quindi di dare appunto una risposta operativa all'offerta didattica, altrimenti ci si deve accontentare in un certo senso solo della visita didattica. Mentre poi ci sono anche i tempi, perché i tempi possono essere l'ora singola durante la quale appunto si può organizzare solo la visita, ma possono essere tempi molto più ampi che riguardano relativi a una giornata intera, o addirittura appuntamenti con cadenze settimanali o mensili che ci permettono di realizzare una progettazione molto più ampia e più completa. E poi chiaramente il committente ci indica anche che tipo di attività didattica ci richiede, e quindi si va dalla visita didattica al laboratorio didattico, alla visita autonoma con supporti, perché spesso in occasione di esposizioni permanenti o temporanee ci possono essere per esempio nuclei familiari che vogliono arrivare in mostra, procedere autonomamente e hanno bisogno dei supporti informativi, per cui noi lavoriamo su schede didattiche o altre forme di informazione. Ecco, questa a fronte di una valutazione generale dell'intervento. Poi c'è la formazione del gruppo di lavoro, e questo per noi è un punto molto importante, perché noi appunto, come vi dicevo,
dicevo siamo tanti, abbiamo competenze molto diverse. Lavorando in posti diversi abbiamo bisogno anche di persone che abbiano caratteristiche differenti e conoscenze differenti. Per cui i nostri operatori didattici vengono scelti sulla base del curriculum e delle loro competenze specifiche, ma questo non basta, perché per fare l'operatore didattico bisogna anche saper relazionare e comunicare soprattutto ai bambini e ai ragazzi. I nostri operatori devono necessariamente amare i bambini e i ragazzi, devono quindi essere piacevoli e divertenti nella comunicazione, questi sono aspetti che vengono sempre richiesti, devono saper lavorare in gruppo, perché comunque la nostra è un'attività che si basa molto sul lavoro di squadra, sulle informazioni condivise e sull'aiuto reciproco. E poi c'è un altro elemento fondamentale che è la passione e la partecipazione verso le iniziative proposte. Passione che a fronte di compensi, come voi potete immaginare, sempre abbastanza esigui, diventa elemento fondamentale, perché se non si è motivati dalla passione e proprio questo desiderio di valorizzare il patrimonio culturale che noi abbiamo a disposizione, di trasmetterlo alle giovani generazioni, senza questo non si va da nessuna parte. Per cui ecco, questi sono gli elementi che sono determinanti proprio per svolgere questo tipo di attività. Alla fine appunto della composizione del gruppo di lavoro c'è l'organizzazione vera e propria del lavoro, che si basa su obiettivi generali che riguardano la visita didattica e la parte di attività laboratoriale. Per quanto riguarda la visita didattica, noi come gruppo puntiamo molto sul coinvolgimento a livello emotivo dei bambini e dei ragazzi che vengono a trovarci. Solo attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti noi riusciamo a far passare anche i contenuti didattici. Se un bambino si annoia è chiaro che non riceve assolutamente niente, per cui deve divertirsi, deve trascorrere del tempo molto serenamente, deve essere piacevolmente interessato, e questo è il nostro principale obiettivo nell'ambito della visita didattica. Mentre per quanto riguarda i laboratori, nel laboratorio si mettono in attività delle abilità che di solito vengono poco sfruttate, come per esempio le abilità manuali. Il laboratorio è fondamentale per fissare delle conoscenze attraverso il fare. E ecco, l'elaborato finale non deve essere l'obiettivo, l'elaborato finale è il lavoretto che il ragazzo, il bambino porta a casa alla fine dell'attività didattica, non deve essere il fine, ma appunto deve essere lo strumento proprio per coinvolgere il bambino e per fare in modo che possa fissare proprio i contenuti didattici ricevuti durante il percorso. E questo riguarda l'organizzazione, cioè gli obiettivi generali del nostro lavoro. E poi si passa alla progettazione dei contenuti didattici che deve essere, non può prescindere dai destinatari dell'attività. Noi lavoriamo con bambini che partono dai 3 anni, perché lavoriamo moltissimo con gli asili, abbiamo lavorato in alcuni casi anche con gli asili nido, quindi con bambini di 1 anno e mezzo, 2 anni ce l'abbiamo fatta, non sappiamo bene come, ma comunque per cui abbiamo veramente tutte le età, abbiamo gli adulti, abbiamo lavorato molto spesso con adulti disabili, quindi con tipologie particolari di utenza che richiedono sempre competenze specifiche e veramente attività progettate ad hoc. Altro elemento fondamentale per la progettazione è il tema d'approfondimento, che può andare dalla struttura e la storia di un manufatto alla valorizzazione di una collezione d'arte piuttosto che di una collezione etnografica, che richiedono comunque scelte e competenze completamente diverse, alla fattoria didattica.
in ogni caso noi consideriamo come prioritaria la rispondenza ai programmi scolastici. Dobbiamo quindi prevenire ovviamente le esigenze degli insegnanti che vengono a trovarci, salvo poi magari progettare attività ad hoc proprio con insegnanti che hanno esigenze o richieste specifiche. Ecco, appunto alla fase di progettazione corrisponde poi e segue la fase della formazione degli operatori attraverso la fornitura del materiale di studio sul tema da approfondire, gli incontri con gli esperti, per cui noi chiaramente abbiamo un contatto diretto con i curatori delle mostre, con i proprietari delle dimore storiche, con il fattore dell'azienda agricola se dobbiamo andare a intervenire appunto in realtà di questo tipo. I sopralluoghi sono un elemento fondamentale, così come le tecniche di comunicazione più adatte per il coinvolgimento di tutti i differenti tipi di utenza. Alla fine c'è la simulazione delle visite e dei laboratori per appunto la verifica dell'efficacia appunto della preparazione. Ecco, quando noi lavoriamo abbiamo sempre la necessità di verificare se quello che stiamo facendo funziona oppure no, e quindi forniamo sempre dei quaderni didattici di solito agli insegnanti che offrono la possibilità di preparare i ragazzi alla visita didattica o all'esperienza appunto che vengono a fare con noi, però alla fine hanno anche un questionario di verifica proprio per verificare la ricaduta a livello di contenuti recepiti da parte dei ragazzi a disposizione degli insegnanti, mentre sull'efficacia dell'attività nostra abbiamo delle schede di verifica che vengono sempre date agli insegnanti a conclusione del percorso di visita fatto insieme, e quindi noi abbiamo sempre la verifica se abbiamo lavorato bene o meno, in modo da poter comunque modificare il tiro a seconda delle necessità. Ecco, il materiale bibliografico conclude appunto questa mia breve introduzione, materiale che noi utilizziamo sempre, quindi continuiamo costantemente a studiare, perché deve essere ovviamente un materiale relativo all'argomento di studio, quindi al tema trattato, dalla collezione d'arte alla villa, al castello, alla collezione etnografica, eccetera, e poi materiale relativo alle specifiche metodologie didattiche inerenti per esempio alle tecniche di comunicazione, comunque di coinvolgimento dei ragazzi, e poi occhi bene aperti sempre su quello che succede in giro, quindi confronto costante con esperienze didattiche nel nostro territorio, nella nostra regione, a livello nazionale e all'estero, anche se all'estero spesso è meglio non guardare, perché comunque troviamo che hanno sempre più soldi di noi e che riescono a fare sempre cose molto più belle delle nostre. E ecco, adesso appunto completato questo percorso breve su quella che è un po' la nostra attività, l'organizzazione della nostra attività, io vi ho portato degli esempi e delle esperienze, così come mi è stato richiesto, che noi gruppo di lavoro facciamo ormai da parecchi anni facciamo sul territorio. Questo è appunto ho inserito questi itinerari didattici trevigiani che noi abbiamo iniziato a realizzare in collaborazione con la Fondazione Mazzotti per la civiltà veneta di Treviso, e che sono degli itinerari sul territorio che si svolgono prevalentemente nella città di Treviso. Adesso poi la collaborazione, la Fondazione Mazzotti ha dato a noi l'eredità della didattica, e quindi noi come associazione li gestiamo in prima persona. All'interno degli itinerari didattici trevigiani compare appunto l'attività
dell'attività didattica che noi svolgiamo presso il complesso di San Nicolò a Treviso, che permette di calare i ragazzi nella realtà medievale, in sostanza. Questa attività è organizzata in un paio d'ore con visita didattica e attività laboratoriale a seguito, e prevede la visita alla meravigliosa chiesa di San Nicolò e poi agli affreschi della metà del 1300 realizzati da Tommaso da Modena nel convento di San Nicolò. Alla fine dell'attività i bambini, soprattutto di prima media, perché questa è un'attività che appunto viene richiesta molto dalla prima media, perché ovviamente corrisponde ai programmi scolastici di quest'anno e di quest'anno scolastico, ai bambini viene data la possibilità di realizzare un capolettera medievale, quindi la prima lettera del codice miniato medievale, con strumenti di solito poco usati a scuola come il pennino, la china e la penna d'oca, per cui è un'attività che permette proprio di entrare nel vivo della realtà medievale. Ecco, dal luogo di culto si passa invece al Museo Civico di Treviso, dove noi come associazione abbiamo lavorato parecchi anni, abbiamo svolto varie attività, e io ho portato questo riferimento all'anno scorso, quando in collaborazione sempre con la Fondazione Mazzotti e con l'AREP, che è un centro di riabilitazione di Villorba, vicino a Treviso, abbiamo ospitato in museo, in una serie di incontri, un pubblico di adulti affetti da disabilità in conseguenza di incidenti stradali, e questa è stata un'esperienza veramente bellissima, non solo per loro ma anche per noi operatori didattici, che ci ha arricchito a livello umano moltissimo. Questa è stata un'esperienza appunto di questo ciclo di incontri, organizzata e basata sulla splendida collezione di opere del Museo Civico di Treviso, e organizzata per ambiti di interesse, dalla pittura alla scultura e all'affresco. Nell'affresco sono state osservate gli affreschi di Tommaso da Modena, il ciclo degli affreschi di Sant'Orsola, che sono ospitati appunto nel museo, che permettono tra l'altro dei racconti godibilissimi e veramente molto interessanti relativi appunto alle scene rappresentate. Invece poi in ambito pittorico abbiamo lavorato sul Novecento con questa bellissima tela di Gino Rossi, che è servita come punto di riferimento per delle attività legate al colore. Ecco, quindi queste sono appunto attività che possono essere svolte sul territorio anche con un pubblico diverso rispetto a quello scolastico. Invece adesso con questa finestra si apre un'altra nostra attività che noi svolgiamo ormai da parecchi anni, legata al castello di San Salvatore a Susegana, che va sotto il nome di Collalto Educational. Il sottotitolo è attività didattiche tra arte e natura, proprio perché noi abbiamo cominciato a svolgere attività didattica all'interno del castello di San Salvatore ormai da una decina d'anni, e poi abbiamo potuto scavalcare le mura del castello e ampliare l'attività didattica attraverso la realizzazione di una fattoria didattica. Infatti questa fotografia è stata presa proprio dalla casa colonica, che è la sede della fattoria didattica e che guarda verso il castello, la collina del castello di San Salvatore. Ecco, questa è una immagine
che mi permette appunto di darvi alcune informazioni sui contenuti delle visite didattiche, distinguendo sempre tra visita e parte laboratoriale. Il Castello di San Salvatore è castello ed è villa veneta, e a noi operatori didattici ha dato infiniti spunti di intervento a livello proprio di narrazione e di racconto, perché è un castello fondato alla metà del 1200 che presenta quindi una parte di struttura medievale, poi altre parti realizzate in epoca rinascimentale, e poi la villa veneta rappresentata dal 700 Palazzo Odoardo. E quindi appunto c'è la possibilità di questo viaggio nel tempo che ci ha permesso innumerevoli appunto sfumature all'interno delle visite didattiche, e la possibilità, ci ha dato la possibilità di lavorare con bambini, ragazzi di tutte le età. Infatti un'attività che abbiamo riscontrato funziona sempre molto è quella proprio dedicata agli asili. Gli asili si muovono parecchio e in castello vengono ad ascoltare la fiaba del castello. È chiaro che con bambini sotto i 5 anni non si può non raccontar loro una fiaba, proprio come mezzo per far conoscere la struttura del castello, che chiaramente viene sintetizzata nella torre, nelle mura e nel palazzo centrale, che in questo caso è Palazzo Odoardo. Ecco, i bambini quindi ascoltano questa fiaba, che è una fiaba che vede due protagonisti, il principe Giacomo e la principessa Biancaluna, che vengono evocati soprattutto attraverso gli oggetti, perché in sostanza i principi chiaramente non ci sono, e quindi loro possono vedere appunto il cestino da lavoro per il tempo libero della principessa, e vedere i sigilli e fare il sigillo, peraltro con la cerelacca, che quindi vedono fusa e poi vedono marchiata con il simbolo dei conti di Collalto, e appunto attraverso questi oggetti vivono questo fiaba e questo racconto. Ecco, questa è un'attività che appunto noi veramente utilizziamo moltissimo con i piccoli, mentre con i ragazzini un po' più grandi ci sono altre proposte didattiche che comprendono schede didattiche come quella che io ho appunto portato al centro delle immagini. Queste sono schede didattiche che sono delle sorte di caccia al tesoro, con degli oggetti da trovare, da collocare all'interno della pianta del castello. Ecco, queste attività diciamo che danno sempre delle sorprese, perché ragazzini per esempio stranieri, quindi con difficoltà linguistiche, qui si trovano e addirittura diventano capogruppo e procedono veramente autonomamente, per cui le attività di solito laboratoriali o comunque le visite didattiche interattive proprio permettono a ragazzini che magari in classe sono svogliati e distratti di partecipare molto attivamente. Un altro laboratorio che riscuote grandissimo successo in questo senso è la costruzione della catapulta. Dopo un percorso di visita che verte sui temi dell'attacco e della difesa del castello, delle armi d'assedio e di difesa, noi facciamo costruire una catapulta funzionante che poi i ragazzi utilizzano facendo una gara di lancio alla fine del percorso, e queste appunto sono attività che piacciono molto e che appunto fanno emergere
le personalità che appunto di solito in classe sono anche abbastanza nascoste o marginali. Mentre l'altra immagine del pannello grande è un'attività che è stata pensata in concomitanza alla mostra sul Cima da Conegliano, che 2 anni fa è stata ospitata a Palazzo Sarcinelli e che prevede uno studio approfondito sul tema dell'incastellamento, che ha riguardato i territori dell'Alta Marca tra il 1000 e il 1200, e attraverso questo pannello alla fine della visita didattica i bambini possono ricostruire i castelli dell'Alta Marca rappresentati nei quadri di Cima da Conegliano, per cui il castello di Conegliano, castello di Collalto, castello di San Salvatore e castello di Ceneda. Ecco, e queste sono attività appunto dedicate ai ragazzi delle scuole medie. Mentre per quanto riguarda la fattoria didattica, qui il taglio è completamente diverso, gli operatori cambiano completamente, perché chi si occupa di beni storico-artistici non può capire nulla di beni ambientali, naturalistici, per cui abbiamo bisogno di operatori con competenze completamente differenti, che si occupano appunto della casa colonica, di quella che è la rappresentazione della vita contadina di un tempo, a cominciare dall'aia con gli animali da bassa corte, gli alberi da frutto, il gelso legato al tema dell'allevamento dei bachi da seta, e l'orto che serve poi per le attività didattiche all'interno appunto della fattoria didattica. Queste sono delle attività che vengono proposte, e io ho voluto inserire questa immagine di questa signora con il grembiulone a scacchi bianco e rosso, che è una delle 2 signore del pane, sempre per sottolineare il fatto che comunque quando ci si occupa di didattica non si può pensare che sia un qualcosa di standardizzabile. Il pane deve essere fatto da una signora che accoglie come una sorta di nonna i bambini e i ragazzi che vengono a fare il pane nella fattoria, e che è una signora che viene insieme ad un'altra, sono in 2, e vengono dall'insegnamento e dall'associazionismo, non sono solo in grado di far fare il pane ai ragazzini, ma anche di comunicare il processo della panificazione a livello chimico, quindi insomma ci vogliono veramente delle grandi qualità, sono il nostro fiore all'occhiello. E come voi potete osservare dall'immagine, le 2 bambine presenti hanno il ciuccio in bocca, per cui sono assolutamente minime. Poi il pane viene realizzato e se lo portano a casa, lo mangiano, ognuno col suo sacchettino. Altre attività che noi proponiamo sono le attività legate all'erbario e quindi all'orto e all'osservazione delle erbe spontanee intorno al giardino della casa, attività a carattere grafico-pittorico e i giochini antichi, sempre legato alla cultura e alla civiltà contadina. Per cui una panoramica abbastanza ampia che tutto sommato appunto vediamo ha un buon riscontro. Questo invece è sempre nell'ambito di questa iniziativa la visita all'azienda agricola di Mandre, dedicata invece ad un altro tipo di pubblico, perché qui siamo nell'ambito delle scuole superiori, e questa azienda è importante per la produzione dell'energia alternativa attraverso l'allevamento delle bufale. E qui io non vi dico di più perché non ne so assolutamente nulla, però noi abbiamo operatori didattici con laureati appunto nelle discipline specifiche pertinenti, che sono in grado di appunto trasmettere ai ragazzi delle scuole superiori tutto il ciclo della produzione dell'energia alternativa con fonti rinnovabili. Un'altra villa dove noi abbiamo operato è una villa che penso voi conosciate, molti di voi conoscono, ed è Villa Tiepolo Passi a Carbonera, che voi vedete appunto nell'immagine dall'alto, che
oltre ad essere una bellissima struttura architettonica, anche un giardino meraviglioso, e qui appunto ne ha parlato ampiamente chi mi ha preceduto. La proprietà infatti relativamente al giardino ha prodotto queste schede che sono esplicative relativamente al ciclo dell'acqua, fondamentale per la sopravvivenza della villa e del giardino, che è un giardino proprio tipicamente inserito nel giardino di Villa Veneta e che quindi presenta tutti gli elementi caratteristici di questa tipologia, dalla ghiacciaia alla peschiera, al brolo, alla limonaia e alla chiesetta. E queste due schede raccontano un po' appunto quella che è la caratteristica del giardino da un punto di vista della vegetazione, della flora e della fauna e delle acque. Invece, in collaborazione sempre con la Fondazione Mazzotti, noi abbiamo realizzato un plastico che è stato utilizzato appunto nella fase laboratoriale a seguito della visita didattica alla villa, un plastico che dà la possibilità ai ragazzi delle scuole, dagli ultimi anni delle elementari fino alla scuola media, attraverso dei magneti, di realizzare il fronte della villa, quindi approfondendo i temi architettonici e decorativi. E non ultimo abbiamo semplificato, però appunto abbiamo voluto fare una citazione, un approfondimento della differenza tra giardino all'italiana e giardino all'inglese, appunto, che sono stati affiancati al plastico. Mentre questa è un'altra villa veneta importante ed è Villa Brandolini a Solighetto, che contrariamente al Castello di San Salvatore e a Villa Passi è di proprietà pubblica, quindi è una villa comunale, ed è una villa che, pur essendo comunque un bellissimo sito architettonico, è utilizzata prevalentemente come sede espositiva. E noi negli ultimi 4 anni, purtroppo non quest'anno perché non ci sono fondi e quindi quest'anno non abbiamo potuto prestare la nostra opera all'interno della villa perché non c'è stata nessuna esposizione come gli anni scorsi. Invece gli anni scorsi appunto abbiamo potuto gestire come gruppo sia le visite guidate per gli adulti, perché molte di noi sono anche guide turistiche autorizzate, per cui ci occupiamo anche della gestione dei gruppi di adulti, e dell'attività didattica. Attività didattica che, dal momento che queste erano esposizioni temporanee d'arte, è stata un'attività a carattere grafico-pittorico. E qui nel 2009 abbiamo avuto per esempio la possibilità bellissima di realizzare una esposizione nelle serre di Villa Brandolini, un'esposizione di tutti gli elaborati dei bambini che avevano partecipato alle attività, grazie proprio alla partecipazione del Comune, con tanto di festa, come vedete nell'immagine che ho portato, con una festa per i bambini di inaugurazione di questa mostra, per cui noi, con un allestimento minimo fatto di fili rossi e di sacchettini di ghiaia per fissarli a terra, abbiamo posizionato in questo spazio longitudinale appunto tutti questi lavori, che dovevano stare su un mese e sono stati tenuti invece in mostra 6 mesi, perché tutti i bambini continuavano a portare parenti, amici e conoscenti, perché ovviamente dovevano far vedere le loro cose realizzate. Per cui sono state veramente delle gran belle soddisfazioni, sempre sul filo, perché chiaramente si parla sempre appunto di compensi minimi, di costi minimi, quindi insomma si cerca sempre di fare il possibile con il minimo a disposizione. Invece, ecco, questa è l'ultima slide che ho portato. Ho fatto
fatto prestissimo. L'ultima slide che ho portato che riguarda l'ultima nostra fatica che sta per terminare fra 2 giorni ed è stata appunto l'organizzazione delle attività didattiche e delle visite guidate per gli adulti in occasione della mostra di Bernardo Bellotto a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. E qui appunto siamo stati incaricati da Artematica che ha gestito l'iniziativa e l'esposizione, appunto di gestire le visite guidate e le attività sia di visita didattica che di laboratorio. E qui abbiamo progettato delle attività per le scuole elementari, medie e su richiesta di Artematica anche per le superiori. Devo dire che noi eravamo molto perplessi circa appunto la progettazione per le scuole superiori che immagino voi sappiate si muovono piuttosto poco, sono restii a muoversi da scuola e soprattutto non vengono di solito a fare le attività laboratoriali. E invece questa è stata una nostra grandissima sorpresa, una grande soddisfazione perché abbiamo organizzato delle attività di laboratorio basate sulla prospettiva e sul punto di fuga, elementi peraltro centrali nella pittura di Bernardo Bellotto e di tutti i vedutisti in genere, affiancandole ad un'introduzione sullo stesso tema, quindi sulla prospettiva e il punto di fuga, visti nel cinema, nella fotografia, nella pubblicità, quindi nel contemporaneo. E questo evidentemente è stato motivo per cui le scuole superiori hanno partecipato moltissimo e con grandissimi risultati sia da parte dei ragazzi sia da parte degli insegnanti che ci hanno fatto delle schede di verifica davvero assolutamente ottime, oltre ogni previsione. Ecco, quindi questo significa che non bisogna mai dare nulla per scontato e che bisogna sempre tentare offrendo chiaramente dei servizi comunque di qualità con operatori che sappiano fare bene il loro lavoro. Ecco, le conclusioni a cui appunto noi giungiamo ogni qualvolta terminiamo un progetto fanno riferimento sicuramente alla creazione di un buon gruppo di lavoro. La figura dell'operatore didattico è spesso una figura piuttosto marginale e trascurata, però ha un ruolo fondamentale nella trasmissione della conoscenza, non solo, ma anche del coinvolgimento dell'utenza e quindi, ripeto, la visita standard non deve esistere, ma appunto ognuno deve dare secondo il proprio carattere e secondo le proprie conoscenze e la propria formazione. Gli interventi infatti devono essere modulati in base alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza. E bisogna confezionare un'offerta didattica in grado di coniugare la partecipazione attiva degli strumenti e la trasmissione dei contenuti. Questi sono gli elementi base su cui noi basiamo tutto il nostro lavoro. Ovviamente per incontrare le esigenze della scuola di oggi bisogna cercare da parte nostra di contenere i costi degli interventi, perché come voi sapete il nostro, appunto, come ho già detto, è un settore piuttosto difficile, dove si è mossi dalla passione, dalla motivazione più che da altri elementi, però cito una frase che ho sentito dire a un ragazzino poco prima di Natale, che a conclusione del laboratorio, in occasione della mostra appunto su Bernardo Bellotto a Palazzo Sarcinelli, davanti al suo elaborato concluso ha detto: questo è talmente bello che lo regalo a mia mamma per Natale. E questo chiaramente per noi vuol dire il massimo della soddisfazione possibile, che ci dà chiaramente la forza di andare sempre avanti. Grazie.